Franco Fasano a 1000 voci. Ciao a tutti, ciao Daphne. Hai riconosciuto anche questa? Ho riconosciuto anche questa, adesso la riconosceranno anche tutti i nostri telespettatori. Intanto vi ricordo che il nostro Franco Fasano ha scritto un libro dal titolo Io Amo, questo è il suo disco fortissimissimo. In questi 20 anni. In questi 20 anni è stato, sapete, ospite a 1000 voci, abbiamo parlato tanto di lui, di lui come autore, come cantautore, come cantante, e nel suo libro parla tanto delle sue, racconta tanto delle sue esperienze a Sanremo. Certo. Però ho notato, il tuo libro sono 33 capitoli come i 33 giri, poi ho notato che però sul disco c'è una canzone e sul libro in realtà non c'è un capitolo che parla proprio di questa canzone. Beh, in realtà parlo di questa canzone, ma siccome nell'89 a Sanremo ho avuto il piacere di partecipare con 3 canzoni, abbiamo scelto quella che poi vinse quell'anno, che è Le ultime 3 cose. Che non è Le ultime 3 cose per il grande pubblico. Per il grande pubblico no, e ti lascerò. Ma quell'anno arrivai terzo nelle nuove proposte, sempre nelle nuove proposte. Sempre nelle nuove proposte, sì, perché racconti anche questo nel libro, che alla fin fine ti facevano passare nelle nuove proposte e poi vincevi come autore invece tra i famosi big. Però guarda, io sono legato a Sanremo, a parte il fatto che ci andavo da ragazzino come aiutante fotografo di mio padre, col pass da fotografo, ma anche perché io a Sanremo ho avuto la fortuna di andare a scuola da uno dei più grandi maestri della storia della musica, che è Pippo Barzizza, e che proprio quest'anno è stato fatto vedere il quarto convegno di studi barziziani. Esatto. E io andavo sempre da Pippo, ogni volta che andavo a Sanremo gli facevo sentire in anteprima le mie canzoni, e devo dire che quando gli feci sentire questa mi confessò che questa era una delle sue preferite. La canzone è E quel giorno non mi perderai più. L'inquietudine è una scia dove nuoti sempre tu, la corrente è troppo forte e tu non ti fermi più. La tua rotta hai scelto già verso l'idiosincrasia, per le cose più normali, anche per me. Se tu seguissi la teoria della regolarità, ti raggiungerei attraverso tutte le difficoltà. E se poi istintivamente ritrovassi l'armonia, ne guadagnerebbe il mondo, non solo noi. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento, e dimmi come mai da me ti stai nascondendo la tua fragilità. La scopro e poi la difendo, e quel giorno non mi perderai più. E dimmi sì o no, se è vero che ti appartengo, se stare insieme a me ha ancora un suo fondamento o no. Ma ora che noi siamo qui, trova un posto all'allegria, chiudi tutte le finestre per non farla andare via. Perdoniamoci le volte che non siamo stati noi, quando c'erano le lotte dei tuoi sogni contro i miei. Ma dimmi dove sei, così ogni tanto mi oriento. Se non ti incontrerò, ti cercherò tutto il tempo. Se mi sorriderai, ritroverò l'entusiasmo, e quel giorno non mi perderai più.
e quel giorno non ti perderò più. Grazie. Franco Fasano alla 20ª edizione di Mille Voci. Grazie Franco. Lo vogliamo dire? Questa canzone ve l'ho cantata perché è la canzone preferita della coreografa. È vero, la coreografa delle nostre Dancing Majorette l'ha chiesta Vieni, e lui vieni, è stato vieni, così carino. Vieni. Vieni Devo fare Roberta, che dai, sennò vieni che salutiamo non è- insieme il pubblico. Non è preparata. Così, vieni qui. Vieni vicino a stata me. lei. Gira, È vieni stata qua. lei a Ecco, chiederselo. Roberta, Ciao. la nostra coreografa delle Dancing Majorette, Franco Fasano, le ha dedicato la sua canzone preferita. Linea al turco. Ciao.